Sono tante le iniziative previste per la nuova edizione di Sicilia in Bolle che si terrà il prossimo 30 e 1 luglio, 2 le location scelte, convegno al parco su tema Sicilia e Trentino, 2 grandi territori a vocazione enogastronomica e il tema sul quale importanti relatori del mondo enologico italiano si confronteranno per porre l'accento su 2 realtà molto diverse ma in forte crescita. Altra novità di Sicilia in Bolle 2019 sarà il numero di masterclass che si svolgeranno in queste edizioni, non più 2 ma 4 momenti di degustazione previsti al ristorante Madison, mentre il 1 luglio si svolgerà una speciale masterclass sul mondo dello champagne. Per l'occasione sarà il presidente dell'Associazione Italiana Sommelier Antonello Maietta, tra gli ospiti d'eccezione anche Alessandro Torcoli, direttore della rivista Civiltà del Bere, e Roberto Anesi, miglior sommelier dell'Italia 2017. Presidente, una manifestazione che cresce anno dopo anno, che vede Agrigento, Real Monte e la Scala dei Turchi al centro dell'attenzione del mondo enologico. Ecco, anche quest'anno tante novità e rafforzare anche le cose delle edizioni precedenti. Sì, esattamente, c'è un famoso detto: squadra che vince non si tocca, quindi io lo adatterei a programma che vince, che riscuote consensi, da non toccare in maniera assoluta. Sì, abbiamo tante novità in serbo, come aver così pensato alla memoria di un nostro caro collega Alberto Gino Grillo, scomparso prematuramente, dopo aver insieme a me e qualche altro ideato questa manifestazione. Purtroppo è successo quel che è successo e in sua memoria daremo un premio agli sfumanti che hanno raggiunto il maggior punteggio nella nostra guida e a un personaggio a un sommelier della nostra delegazione che si è particolarmente distinto. Lo sveleremo un po' più in là per creare anche un po' più di attesa. Questa è una delle altre novità, delle tante novità. Un'altra novità, direttore, lei ha detto Scala dei Turchi, territorio del Monte, ma abbiamo quest'anno anche voluto coinvolgere l'ente parco, quindi il dottore Parello ci ha dato disponibilità. Avremo l'accoppiata vincente, secondo me, che è qualcosa che è imbattibile anche a livello internazionale, che è la Scala dei Turchi insieme alla Valle dei Templi. Infatti faremo il congresso, la prima fase di Sicilia in Bolle sarà fatta proprio all'interno del parco, quindi nella Valle dei Templi. Altre novità ce ne saranno, come l'ingresso specifico dei buyers, perché abbiamo per fortuna una presenza anche di potenziali acquirenti di questi spumanti, anche che si sono prenotati e accreditati dall'estero, e i giornalisti che avranno uno spazio tutto loro dalle 6:30 alle 7:30 di giorno 1, quindi avranno tutti gli stand, tutti i punti di assaggio con i produttori a disposizione per essere intervistati, possono assaggiare gli spumanti e eventualmente fare contratti per quanto riguarda i buyers o proprietari di enoteca e quant'altro. Queste sono le novità sostanziali, le altre ne ha parlato anche il nostro Presidente dal lato congressuale e della masterclass. Niente, mi preme anche dire, ringrazio già tutti coloro che si sono accreditati, tutti coloro che hanno già prenotato, e che è una manifestazione che ha sostanzialmente per gli enti, per le amministrazioni un costo zero, riesce a portare centinaia di persone al di fuori dei confini regionali. Ecco, abbiamo prenotazioni dalla Germania, dal Belgio, addirittura dalla Danimarca abbiamo ricevuto un contatto di, non so se sono appassionati o acquirenti, però si sono prenotati, accreditati, e molti che verranno oltre i confini regionali, quindi dall'Italia. Niente, dico, per noi avere la presenza di tante persone nei vari ristoranti, nei B&B, che già qualcuno è pieno, grazie a questa manifestazione, è anche un motivo d'orgoglio. L'idea di Sicilia in Bolle è nata proprio per questo, per evidenziare questo. Possiamo fare un bilancio dopo questi primi 5 anni dicendo che la Sicilia, anche come per la produzione del vino, è un continente, non ha una zona uguale ad altre. Basti pensare ai 2000 metri dove si vinifica sull'Etna, al caldo quasi torrido con venti di scirocco che va dalle coste agrigentine e trapanesi. Si adattano bene alla produzione spumante entrambe le zone, e anche le zone intermedie, quelle del centro Sicilia, con l'areale del Nisseno, il Ragusano. Dico, non c'è una zona più vocata. Possiamo parlare forse di zona più adatta per una produzione che per un'altra, questo sì. I vitigni, noi abbiamo un immenso ventaglio di vitigni
che utilizziamo, e vi dico la verità, quando mi trovo io a parlare con sommelier del nord Italia o anche qualche sommelier straniero o appassionato straniero, non riescono a capacitarsi come noi riusciamo a fare spumanti con frappato, grillo, catarratto, nero d'avola, insolea, carricante, cioè abbiamo una varietà di vitigni da poter utilizzare per la spumantizzazione che per loro è inusuale, perché se consideriamo che lo champagne è sostanzialmente Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Meunier, nel Franciacorta bene o male i vitigni sono quelli, nel Trento Doc anche, noi arriviamo con i nostri vitigni e facciamo delle produzioni che non hanno niente da invidiare a nessuno. Presidente, la novità di quest'anno qual è, senza nulla levare alle altre aziende? Ecco, la novità da un punto di vista appunto enologico, di vino, di champagne, che sarà presentato all'edizione di quest'anno. Allora, secondo me la novità è quella di poter presentare ogni azienda diversi spumanti, perché ci sono aziende che investono molto su questa produzione, con diversi vitigni. Abbiamo sì il carricante sull'Etna, il frappato nel Ragusano, il grillo e il catarratto nelle nostre zone, nel Trapanese. Diciamo che più che uno specifico è la varietà. E le aziende che credono e fanno non soltanto una produzione da un vitigno, ma diverse produzioni da diversi vitigni. Quindi questo vuol dire che le aziende sperimentano, quindi ci lavorano, ci studiano, diciamo, per poter presentare sempre un prodotto nuovo? Sì, in continuazione loro, tra l'altro qualcuno ci contatta perché ci sottopone, diciamo, a dei consigli oppure delle opinioni su quella determinata produzione. Vi dico anche che magari questo per le prossime edizioni di Sicilian Bolle ci saranno delle grosse novità anche del nostro territorio, di produzioni che sono messe a riposare in cantina, perché ci sono nuove aziende che si affacciano a questo tipo di produzione.